Il restauro interno alla cattedrale di Chiavari entra nella fase operativa. Da oggi e sino al completo allestimento del cantiere, la basilica santuario di Nostra Signora dell'Orto resterà chiusa al pubblico nei giorni feriali per consentire il montaggio delle impalcature. L'opera, affidata alla ditta Gerso di Ravenna in collaborazione con la società M4 di Torino, prevede un primo lotto di interventi riguardanti la cupola. Questa mattina molto presto è arrivato un carico di ponteggi che sono poi stati scaricati all'interno, no? Nella zona cantiere e che sono già stati messi anche in piedi alcuni per cominciare ad arrivare ai 44 metri dove bisogna arrivare. Dal lunedì al venerdì tutte le funzioni celebrate normalmente in cattedrale saranno officiate nella cappella maggiore del seminario con gli stessi orari e le stesse modalità. Poi il sabato e la domenica le celebrazioni si svolgono ancora nella chiesa cattedrale, anche qui in condizioni diciamo un po' differenti dal solito. Per questo primo lotto di lavori, che comporteranno una spesa di 407.000 euro, la cattedrale ha ricevuto un'offerta significativa che ha consentito di avviare il cantiere. Ora però si rende necessario il reperimento di altri fondi che al momento non sono nelle disponibilità. La cattedrale in questo momento ha gli occhi per piangere. Per questa parte abbiamo, per appunto la sensibilità verso chi ha donato quello che era necessario per fare questo intervento, ci siamo. E adesso comincia la storia di andare a cercare il resto. Faccio un esempio per farvi capire. Se dopo il primo lotto, col ponteggio messo su, e il ponteggio messo su sono decine di migliaia di euro, bisogna smontarlo perché non ci sono più i fondi per andare avanti col lavoro, no? Capite che la cifra aumenta.